Questa soluzione questa soluzione mi consente di guardarvi a uno negli occhi e potervi dire grazie, semplicemente per questo. Spenderei ancora una parola sulla cassa perché il mio medico, guardando le mie ultime analisi, mi ha riscontrato una grave forma di intolleranza al rame. Facciamo una cosa, oggi sono un signore, io e il mio gruppo siamo dei signori, grazie signore. Vogliamo farvi un regalo io e il mio gruppo. Abbiamo deciso proprio oggi l'Immacolata di accettare anche il bambino. Sono generosi, non mi mirate. Bene, andiamo al prossimo brano. Vi vado a spiegare come funziona tutto l'ambaradano. Al piede destro, grazie cassa, c'è un filo legato alla scarpa che aziona questo tamburo più grande. In poche parole, tirando i piedi. Troviamo subito una formula alternativa che potrebbe essere tipo portando in avanti il piede. Portando in avanti il piede, tamburo. Analogamente al piede sinistro c'è un altro filo legato alla scarpa che aziona i piatti, quindi portando in avanti il piede, però c'è un secondo movimento sulla scarpa, quindi della serie tacchi il punto, no? Primo piano, abbiamo la chitarra e si suona normalmente con le mani. Però c'è un primo movimento sul manico che è il tamburo più piccolo. Para signorine Misicetto, tra un po' mi escono pure i gonfiatori. Secondo movimento sul policione destro il campanaccio. Mettiamo insieme questi tre. Secondo piano abbiamo l'armonica a bocca perché si suona con la bocca. Se si suonava con un'altra cosa era l'armonica. Abbiamo il trombone. E alla fine questo strumentino di latta ha un nome un po' strano, non vi lasciate impressionare dal nome. Si chiama kazoo, proprio così, kazoo. E da lì nasce la famosissima canzone che fa Porte kazoo con lo stemma. Non ne faccio più, veramente, sono sulla Madonnina e basta, non ne faccio più. Abbiamo anticipato un grande classico di un grande maestro, avete capito di chi è? O pubblico di Düsseldorf? Avete capito, no? È interattivo, si può parlare, non è che c'è da...